Romano Ritz alle prese con il numero 4 di Ronnie Alter, Romelias, Lungo e Birilli. In avanti è il numero 1 di Romano Ritz, Romelias, a largo Ronnie Alter, quindi c'è il 6 di Ryan GV, Rinascita Lod, Lungo e Birilli, Romano Ritz al comando. Romano Ritz che controlla la situazione in avanti nei confronti di Romelias, a largo Ryan GV. E quindi è Ryan GV che va all'attacco deciso di Romano Ritz, quindi Romelias che segue il treno imposto da Romano Ritz, Ryan all'esterno, poi c'è Ronnie Alter, Ryan che cerca di mettere in difficoltà Romano Ritz che replica proprio alla presenza esterna di Ryan GV, quindi Romelias, Lungo e Birilli, Ryan che comunque deve necessariamente allaggarsi perché c'è Romelias che riesce a soffiare la posizione, quindi Romano Ritz, all'esterno c'è il numero 6 di Ryan GV, quindi il numero 8 di Romelias, segue Ronnie Alter, ad intervallo il numero 7 di Regal Est, in avanti il Romano Ritz su Ryan GV all'esterno, quindi c'è il numero 1 di Romano Ritz che controlla la situazione su Romelias, rimasta sempre dietro, all'esterno è sempre Ryan GV, poi Ronnie Alter, scatta all'esterno anche Regal Est, in avanti è Romano Ritz, Ryan a largo, poi Romelias, ancora il numero 4 di Ronnie Alter pronto a venire via, in avanti sempre e comunque è Romano Ritz, Romelias, all'esterno Ryan GV, poi c'è Regal Est che prova a largo del numero 4 Ronnie Alter, Romano Ritz sempre in avanti, Romelias ancora il 7 di Regal Est, quindi Ronnie Alter, in avanti Romano Ritz, Romelias che ora ci prova all'esterno di Romano Ritz, e quindi Romelias che attacca a fondo Romano Ritz che replica alla presenza esterna di Mimmo Termine e di Romelias che cercano comunque di mettere in difficoltà, ma Romano Ritz reagisce, Romelias nuovamente a largo, c'è poi Ronnie Alter nel tratto conclusivo, Romano Ritz, Romelias che attacca a fondo e nel tratto conclusivo passa Romelias, viene a vincere nei confronti del numero 1 di Romano Ritz e del numero 4 vittoria di Romelias e Mimmo Termini.